risparmiatori sono stati vittime di questa colossale truffa di massa. Sembra che tutti se ne siano resi conto, noi siamo felici già per questo, adesso però bisogna arrivare al concreto, quindi sono vittime, vanno risarcite, questo è un problema di tutti, dell'Italia e potrebbe anche esserlo dell'Europa. La soddisfazione per l'emendamento che istituisce un fondo di solidarietà per le vittime del risparmio tradito nel crack delle popolari venete è parecchia, ma le associazioni dei risparmiatori non si fermano e fanno il punto della situazione pensando alle prossime mosse, perché la strada da percorrere rimane ancora parecchia. Questo emendamento sta prendendo il via in questo momento, restano da definire dettagli tecnici, ma mi sembra un segnale politicamente molto interessante. L'opinione è di non tralasciare alcuna possibilità dalla costituzione di parte civile nei processi penali alla messa in mora di Banca d'Italia, Consob e società di revisione. Noi riteniamo che gli risparmiatori che hanno intrappolati negli aumenti di capitale del 2013 e 2014, che sono grosso modo 2,5 miliardi tra le due banche, sono a nostro avviso nella condizione di avere indietro tutto, perché da quello che emerge anche dall'inchiesta parlamentare è stata proprio una truffa a mano armata e quindi su quelli il risarcimento è totale. Per quelli che invece hanno comprato le azioni prima del 2007 o le hanno ricevute in eredità, si porrà il problema di valutare esattamente il danno tra il costo che hanno sostenuto per quell'investimento e quello è il danno che hanno ricevuto. C'è anche un'ultima preoccupazione anche sulla base dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta, ed è che eventi del genere non si verifichino più. Io non sono affatto d'accordo per l'autonomia della Banca d'Italia, secondo me è il Ministero dell'Economia che dovrebbe controllare le banche, non che i controllati siano padroni dei controllori. Insomma.